Questi attacchi ultimi di questi giorni, Brunetta contro i poliziotti, Berlusconi sui magistrati, per cui addirittura ci sono grumi eversivi, e ancora contro la magistratura, questa lotta tra i poteri dello Stato credo lasci nei cittadini un senso di disgusto oltre che di disorientamento assolutamente importante. Allora noi dell'Italia dei Valori abbiamo un compito in questo momento storico, cioè di proporci come un partito credibile che cerca di riportare l'attenzione su problemi concreti, che cerca di fare del dibattito politico, anche se con toni a volte aggressivi da parte del nostro leader Antonio Di Pietro, però su questioni vere e non su questioni fasulle. E quindi i temi che sono stati sollevati nel corso di questo anno e mezzo di opposizione, ma anche nel corso di questi ultimi mesi, sono tutti temi che hanno a che fare con l'assetto democratico del nostro Paese. L'Italia dei Valori ha depositato ancora un anno fa un progetto di legge assolutamente perfetto, in cui chiede che i 630 deputati vengano dimezzati, siano 300 e quindi non 100, e che i senatori 315 siano 150. C'è un progetto di legge depositato in cui chiede il dimezzamento delle rappresentanze, ma non solo del Parlamento, lo chiede per i consigli regionali, per le giunte, per i consigli di amministrazione, una vera e propria riforma generale dello Stato. Voglio dire, questa non è una sparata estiva, non è una sparata per prendere voti, è un atto concreto del ruolo che abbiamo come Italia dei Valori, è questo. Continuiamo su proposte concrete, su progetti di legge, su battaglie assolutamente, come dire, legittime in una democrazia, che sono quelle del rispetto delle regole, nel continuare a rivendicare in questo Paese il ripristino della legalità. Non vogliamo mica uno stato di polizia, vogliamo che tutti, a partire dai politici, rispettino le regole, perché è una condizione primaria perché anche i cittadini lo possano fare o lo debbano fare. Continuiamo nel proporci come persone che hanno a cuore i temi del Paese, economici, quelli legati ai salari, quelli legati alla disoccupazione, quelli legati al lavoro, proiettando anche questi temi nella dimensione europea, dicendo attenzione, dobbiamo arrivare a fare in modo che non è possibile che il salariato italiano sia l'ultimo dei 27 paesi dell'Unione Europea. Mi piace uno Stato dove le regole vengono rispettate, continuare a ripetere che l'onestà personale di ciascuno di noi è la condizione prima per una politica sana ed è la condizione prima per recuperare la fiducia dei cittadini nei confronti dei politici. E poi via con tutto il tema del taglio agli sprechi, del taglio ai privilegi, di tutta quella impostazione che sta facendo dell'Italia dei Valori un partito che sempre di più si avvicina alla gente. E purtroppo quando mancano i valori trainanti, quando mancano quei contenuti ideali forti che appassionano, che coinvolgono, che danno un senso straordinario all'impegno civile delle persone, la politica troppo spesso rischia di apparire, rischia di diventare soltanto gestione del potere, soltanto occasione più o meno personale, ma di solito personale, di creare una carriera. E la politica, ecco, che allora perde di spessore, perde di qualità e si trasforma soltanto in una gara, in una competizione, dove i cittadini finiscono per essere quasi messi in palio, più che elettori, essere l'oggetto del contendere in una competizione che ha come unico oggetto, alla fine, quello che sempre più, anche nelle forme di questo governo attualmente, poi finisce per apparire non il volersi assumere la responsabilità del governo, ma nel voler conquistare il potere. Noi vorremmo essere il lievito di una politica nuova, vorremmo essere il lievito di un nuovo patto tra la politica e i cittadini, che rimetta al centro i valori, tutti i valori, il valore dell'etica, perché non può esistere una politica che non ha in fondo, che non ha alla base una tensione etica straordinaria. Non ci può essere una politica, non può avere respiro, non ha prospettive, una politica che non si basa sulla passione, sull'impegno inteso come impegno civico, come il mettersi in prima persona, a disposizione, non per un interesse particolare, ma per rendere un servizio alla collettività.
Dobbiamo ritrovare proprio la voglia di coinvolgere, di essere tra la gente, in mezzo alla gente per dare risposte. È un sistema all'interno del quale, se non si rispettano le regole, è sempre soltanto chi ha i grandi mezzi, le grandi possibilità, le grandi opportunità, le grandi ricchezze, che per il piccolo risultato, la piccola furbizia che ci mettiamo in tasca noi ci ha fregati nel frattempo 100 volte. E allora vedete, ci sono due Italie, c'è un'Italia che è questa qui che non ha futuro e c'è un'altra Italia che io credo sia l'unica che ha un futuro, è l'Italia che capisce che rispettare le regole, che una legalità diffusa non è un qualcosa che sta a cuore a una banda di maniaci giustizialisti. La legalità conviene. Questo, vedete, della verità è il tema fondamentale, perché complice un'informazione che ormai in questo paese non merita neanche più di essere definita tale, ormai non abbiamo più un'informazione in questo paese. Io sono convinto che se rifacessero oggi quell'analisi che ha relegato l'Italia tra i paesi con un'informazione parzialmente libera, direbbero che siamo scesi giù di un'altra trentina di posizioni. Ormai c'è un servizio televisivo privato, il 50% dell'informazione televisiva, che uno che ci ha vissuto dentro per 13 anni dice che si è ridotto a un comitato elettorale. C'è l'altra metà della televisione che si sta riducendo in un comitato elettorale, ma è stato nominato direttore del TG1 un signore che fino a due mesi fa Berlusconi era incerto se nominarlo suo portavoce personale, cioè assumerlo come suo dipendente e fargli fare il portavoce. Ha detto no, è meglio che ti metto a fare il TG1. Non esiste più l'informazione in Italia, i giornali non fanno informazione e mi spiace dirlo, né quelli di destra né quelli di sinistra. Oggi sono schierati quasi tutti a destra, ma non la fanno allo stesso modo, perché non può esistere un'informazione libera quando non ci sono in Italia giornali che siano stampati da persone, da imprenditori che fanno quello di professione. In Italia non c'è un solo giornale che sia stampato da un editore puro. Tutti i giornali d'Italia sono stampati da imprenditori che fanno altro nella vita e usano i giornali non per vendere tante copie e fare soldi attraverso i giornali, facendo buon giornalismo. Usano i giornali semplicemente per metterli a disposizione del politico che gli fa più comodo e accaparrarsi vantaggi nell'altro settore che è il loro business principale. In Italia chiunque ha una grande azienda si compra un giornale e la mette a disposizione. Guarda, io ho bisogno che mi rinnovi la concessione autostradale, vabbè, guarda, appoggiami con quello che sto facendo al governo e poi se ne riparla. Questa è l'informazione in Italia. E soprattutto questa informazione falsa, fasulla, artefatta, ci toglie ogni giorno spazi di libertà e consente a questo governo di mentirci su tutto, perché guardate che è la cosa più grave. Noi abbiamo investito 1/10 della Francia. Cioè noi abbiamo investito 1/10 di quello che ha investito di meno. Abbiamo investito lo 0,18% del prodotto interno lordo in misure anticrisi. Niente, bazzecole. Ma non lo dice l'opposizione. Gliel'ha detto un mese fa la Presidente degli industriali, tira fuori i soldi veri che non ci sono. L'ha ripetuto ieri Draghi, che non sono state utilizzate risorse per risolvere, per avviare misure anticrisi. E gli ha detto anche Draghi una battuta pesantissima che la maggior parte dei giornali non ha nemmeno rilevato, dicendo che è inutile spargere entusiasmo fasullo. Questo è quello che sta facendo questo governo. Spende solo parole, dice agli italiani ma sì, va tutto bene, siete solo voi un po' rincoglioniti, spendete di più, non si capisce perché non spendete e per il resto va tutto bene. Ci hanno ingannati su tutto, ma sulla sicurezza poi...